Gentili signore e signori, buonasera. Diretta radio da Colno di Rosazzo, dove è in corso la presentazione della stagione sportiva 2021-2022 della Virtus Corno, della Cormonese e del Corno Calcio. Siamo all'interno della location per quanto riguarda di Villa Nachini. Siamo in diretta audio, in questo caso il servizio speciale, vi anticipiamo subito, andrà in onda poi domani, come abbiamo già anticipato attraverso il nostro live in precedenza. Siamo qui perché andiamo a sentire e approfittiamo della presenza del numero 1 regionale del calcio dilettante Friuli Venezia Giulia, Hermes Canciani, per fare due battute. Allora, Presidente, inizia finalmente la stagione un po' complicata causa anche il fatto della pandemia, però insomma avete trovato una soluzione per poter tornare sui campi, no? Sì, sono state due stagioni molto complesse, molto particolari. Speriamo che il periodo peggiore sia alle spalle. Adesso dobbiamo guardare con fiducia a quello che succederà. L'appello, come al solito, è quello di essere molto responsabili e quindi non toccando le suscettibilità di alcuno, però dico che noi, per poter ricominciare a vivere, dovremmo cercare veramente di pensare che il vaccino è l'unica soluzione che ci permette appunto di rivedere il nostro amato calcio. E quindi l'appello che ancora una volta mi sento di fare è quello: mettiamoci veramente una grande sensibilità e cerchiamo di portare a casa questa stagione, perché l'importante non è quello di ricominciare, ma è quello di terminare i nostri campionati, perché è troppo tempo che logicamente i nostri ragazzi non giocano e non fanno attività. Senta, stagione numero 0 possiamo dire, perché ci sono importanti novità, si parte di nuovo col vecchio sistema, no? dell'eccellenza a 2 gironi, e poi non c'è la terza categoria, è tutto assorbito in seconda. Dicevamo numero 0 per dare un messaggio chiaro che il calcio deve andare avanti e c'è la possibilità insomma di continuare a fare questo sport anche a livello dilettantistico. Bravo, numero 0, perché effettivamente abbiamo ideato questa formula nuova con i 2 gironi delle 12 squadre in eccellenza. Noi crediamo che sarà un campionato particolarmente avvincente, perché i 2 gironi sono stati costruiti con attenzione, quindi mettendo un giusto mix di esperienza, di capacità e soprattutto di grande volontà e grande spirito di competizione, di competitività. Poi tutto il resto, con i ripescaggi che ne sono poi derivati, abbiamo costruito sia il campionato di promozione che di prima categoria con delle squadre blasonate che in passato hanno militato in campionati molto più importanti. L'accorpamento della terza alla seconda è stato un atto dovuto nei confronti di quelle società che lo scorso anno hanno fatto, oppure diciamo l'ultima stagione, hanno fatto veramente dei sacrifici perché andavano a giocare da Trieste a Pordenone, ed è stata una richiesta che abbiamo cercato di alla fine poi di accontentare. C'è grandissimo desiderio di ripartire, perché i gironi, come tutti gli appassionati sanno, sono dei gironi molto vicinori e quindi ci sarà di nuovo lo spirito vero del calcio, che è quello del campanile. Certo. Senta, proprio per concludere, c'è la possibilità insomma anche di vedere i giovani che, diciamo così, testano la loro praticità da un campionato giovanile a un campionato vero e proprio, no? Sì, quest'anno ad esempio il 2004, che probabilmente la classe 2004 è la classe più penalizzata dal Covid, perché per 2 anni non ha fatto attività, è stata ancora ritenuta settore giovanile, quindi avranno ancora un tesseramento annuale. E per il resto, logicamente, noi ci auguriamo che ci sia un grande ritorno, perché ricordo che lo scorso anno abbiamo avuto quasi 4.000 defezioni nei tesseramenti di settore giovanile, un po' per paura, un po' perché la gente si è un po' impigrita. Allora credo che rivedendo rotolare quel campo, il calcio e quel pallone sui nostri campi, ci sia di nuovo il desiderio e la voglia dei nostri ragazzi e delle famiglie
di ritornare appunto a fare prima di tutto attività sportiva, ma poi soprattutto calcio. Presidente, grazie e buon lavoro. Grazie anche a voi e buon campionato a tutti. Bene, allora questo è un flash live da Corno di Rosazzo, come abbiamo detto. Il servizio andrà in onda poi nello speciale che vi proporremo domani all'interno del nostro spazio informativo su friulitv.net. Altre notizie per quanto riguarda gli aggiornamenti vi ricordo ancora attraverso il nostro sito www.friulitv.net. potete sentire anche la musica che continua, perché è una serata di presentazione, dunque questo serve proprio a dare anche un ulteriore messaggio, come abbiamo sentito, chiaro, perché bisogna andare avanti, non bisogna stare fermi. E da Corno di Rosazzo è tutto, gentili signore e signori, da qui buonasera.